Prova. Ok, siamo in onda. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Eccoci trovati qui a Padova, ospiti di Fondazione Cariparo, per il lancio e la presentazione del progetto SMAC Veneto. Io sono Vincenzo Laforgia, Filiera Futura, e oggi sarò il vostro moderatore. Vi accompagnerò in questa oretta di presentazione. Introduciamo la giornata con una rapidissima sintesi della scaletta. Ci saranno i saluti istituzionali dei presidenti delle due fondazioni che promulgano questo progetto e del presidente di Filiera Futura. Ci sarà un'introduzione a che cos'è Filiera Futura e al progetto SMAC in generale, per poi passare a una presentazione più specifica di quello che sarà il progetto SMAC Veneto e a una breve testimonianza di quello che è stato SMAC Ancona in questi anno e mezzo, 2 anni recenti. Quindi io non mi protraggo nell'annoiarvi e chiedo subito al padrone di casa, il professor Muraro, e al professor Mazzucco, presidenti di Fondazione Cariparo e Fondazione Cariverona, di salire sul palco e onorarci dei loro saluti istituzionali. I microfoni vanno accesi. Buonasera a tutte e a tutti, caloroso benvenuto da parte della Fondazione Cariparo, oltre che personale. È il momento di avvio concreto di un progetto che ci sta molto a cuore, perché da tanti anni noi operiamo anche in quel settore. Ricordo per esempio le ricerche AGER e tante altre forme di vicinanza a quel mondo agroalimentare, che però è un mondo difficile, molto delicato, in una fase di transizione. Quindi abbiamo ritenuto opportuno unire i nostri sforzi a quelli di tante altre fondazioni di origine bancaria che hanno dato vita a questa associazione Filiera Futura. È l'alveo giusto proprio perché riunisce tante forze per affrontare questi problemi che dicevo sono problemi delicati di transizione in cui bisogna tenere assieme le tradizioni e però aprirsi all'innovazione. L'innovazione è nelle corde strutturali di questa fondazione che appunto ha fatto anche nel proprio motto: vogliamo lavorare per una comunità aperta, solidale e incline all'innovazione. Ecco, detto questo, siamo felici di essere in partnership con appunto tante altre fondazioni in Filiera Futura e poi con la stessa associazione in questo progetto particolare, nonché con la Fondazione Cariverona. Quindi il mio ringraziamento va a Filiera Futura, nella persona, adesso vedremo, del presidente Francesco Cappello, che si riunirà, che ci contatterà da remoto. Benvenuto e grazie a Fondazione Cariverona, rappresentata dal presidente Alessandro Mazzucco, e benvenuto all'Università di Padova, rappresentato dal prorettore Paolo Sambo. E grazie al moderatore che mi ha introdotto. Non voglio farvi perdere altro tempo, perché è bene dedicare il tempo appunto alle cose concrete, come deve essere all'insegna di questo progetto e di questa attività in generale con Filiera Futura. Quindi grazie ancora, benvenuti. Do la parola al professor Mazzucco. È un piacere rivedere il caro amico professor Muraro. Abbiamo spesso occasione di incontrarci, ma abbiamo fatto un percorso universitario. Lui ha cominciato a Venezia, per dire la verità, ma insomma poi è stato rettore a Padova, e quindi abbiamo avuto un bel pezzo di strada insieme. Poi l'abbiamo seguito all'interno comunque della Regione Veneto, partendo dall'università e poi concludendo la nostra attività all'interno delle fondazioni e disegnando un profilo che secondo me è pieno di significato. E siamo qua molto volentieri, perché entrambi abbiamo aderito ad un progetto che nasce da Cuneo e che è abbiamo fin dall'inizio ritenuto avere una grande importanza, e quindi la creazione di Filiera Futura. Oggi sostanzialmente siamo qui per la promozione del progetto SMAC Veneto, dove si intende un progetto di strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità, e con, nello specifico, una particolare attenzione
alla filiera dei piccoli frutti. Per inciso, adesso è di scarsa rilevanza, ma mi fa piacere dichiarare che io sono un fanatico dei mirtilli, per esempio, quindi vi prego, continuate su questa produzione. È inutile che lo dica agli esperti, ma i mirtilli sono una bomba di salute, quindi la coltivazione di questi piccoli frutti non è banale, non è solo per soddisfare. Sei già entrato nel progetto col marketing. Certo. E naturalmente il significato particolare dell'iniziativa è quella di promozione. Noi rappresentiamo dei territori, Padova e Rovigo, Verona, Vicenza, Belluno, in teoria la regione comprenderebbe anche Treviso, ma quella è un'altra fondazione e quindi insomma ognuno fa i propri compiti. Però tutto il Veneto è un territorio fortemente connotato da iniziative agricole di molte fattispecie, ma come è stato detto poi in particolar modo per quanto riguarda la filiera dei piccoli frutti esiste una grandissima rappresentazione che forse in Padova un po' meno, ma a Verona ha un concorrente formidabile che è l'uva, perché voi sapete che si tratta di un territorio particolarmente dedicato alla produzione di vino. Questo è una ricchezza, non ci deve far dimenticare che l'agroalimentare è un valore enorme, indispensabile per la vita umana, è molto complicato e tra l'altro ha un grande impatto anche sulla vivibilità dei territori e sul contrasto dell'inquinamento ambientale. Quindi per questo noi fin da ormai un paio d'anni abbiamo aderito a questa iniziativa della Fondazione di Cuneo e riteniamo che sia il caso assoluto di diciamo, promuoverla, propagandarla, diffonderla anche attraverso diciamo, messaggi al pubblico e quindi la nostra fondazione è sicuramente ben lieta di partecipare a questa iniziativa. Grazie Presidente, un applauso di rito. Potete riaccomodarvi ai vostri posti. Chiedo alla regia se riesce a proiettare anche le immagini video del presidente di Filiera Futura Francesco Cappello. Ecco, ti vediamo. Francesco, stacco il microfono e comincia a parlare. Prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Saluto il presidente Muraro e il presidente Mazzucco per la graditissima ospitalità e l'occasione di presentare il progetto SMAC. Saluto anche il vicepresidente di Filiera Futura, Giuseppe Toffoli, che ho visto essere in prima fila, diciamo fisicamente in prima fila, ma in realtà sempre in prima fila sulle iniziative e sull'impegno di Filiera Futura, quindi colgo l'occasione per ringraziarlo per il grande impegno come vicepresidente di Filiera Futura. Ma Filiera Futura è tante cose, perché in poco tempo, in qualche anno, sono partiti parecchi progetti. Il primo di questi progetti è proprio questo progetto SMAC, che è un progetto che a sua volta è fatto di tante cose. Intanto un modo per valorizzare le produzioni locali, e lo hanno ricordato nei loro interventi i due presidenti Muraro e Mazzucco sull'importanza strategica della filiera agroalimentare, con tutte le ricadute dirette e anche indirette per l'ambiente, per l'occupazione, per tutte le altre filiere economiche e produttive dei nostri territori. Il progetto SMAC quindi valorizza le produzioni locali, ma è anche altro, perché attraverso questo progetto
si qualificano e si fanno crescere gli imprenditori e il management di piccole realtà che altrimenti non avrebbero l'opportunità di crescere, in particolare con una attenzione all'innovazione digitale e all'introduzione di nuove attenzioni su quelli che sono i profili tecnologici e digitali per le imprese. Ma fa anche crescere nuove figure professionali, perché attraverso questo progetto vengono a nascere delle figure nuove, e sono il Digital Ambassador e il Project Manager, che sono degli specialisti, delle figure che affiancano l'attività delle imprese e attraverso l'attività di coordinamento di filiera futura fanno da supporto alla crescita di queste imprese, e anche le seguono passo passo, ottenendo anche una identità professionale nuova. E questo è un altro dei risultati di questo progetto, che in qualche modo è anche uno sbocco per giovani laureati che attraverso un percorso di formazione possono diventare dei consulenti specializzati per le aziende che aderiscono al progetto SMAC, e anche magari portare questa esperienza in altri ambiti. Il modello SMAC è nato proprio perché attraverso questo mettere a fattore comune delle varie fondazioni ci siamo resi conto che si può ottimizzare l'esperienza e modellizzare dei percorsi. Questo è un approccio che contraddistingue l'operatività di Filiera Futura. Noi cerchiamo di dare una risposta pratica, concreta ai bisogni, proprio attraverso questa modellizzazione che ci consente di replicare in territori di intervento delle varie fondazioni dei progetti che sono nati su iniziativa di singole fondazioni, ma che attraverso l'opera dell'associazione Filiera Futura possono essere replicati anche in altri territori, naturalmente con un grandissimo beneficio in termini di efficienza, perché anche solo la fase di studio di un progetto richiede molto sforzo, e anche quello che gli addetti ai lavori dicono la messa a terra del progetto è sempre una fase molto impegnativa. Quindi sottolineo che attraverso questa iniziativa, questi progetti, le fondazioni fanno rete tra di loro, mettendo insieme l'eccellenza e anche le esperienze migliori, e questo è un po' replicato anche perché anche gli stessi produttori, le aziende che fanno parte del progetto SMAC fanno anche rete tra di loro, e anche i Digital Ambassador e i Project Manager hanno occasione di fare rete tra di loro. Quindi attraverso questo progetto è possibile davvero crescere e portare avanti degli obiettivi importanti e di sicuro interesse. Quindi il piacere di aver avuto l'occasione, ecco, di partire sul territorio del Veneto è sicuramente molto importante. Il progetto SMAC sta andando avanti in varie parti d'Italia, ma il Veneto non poteva mancare, quindi mi fa veramente piacere questa iniziativa, che tra l'altro l'avete già accennato prima, prevede anche il coinvolgimento di importanti soggetti locali, gli atenei del territorio, altri enti con i quali si entrerà in relazione, perché il progetto è pensato proprio per un coinvolgimento di chi sul territorio può essere un attore da coinvolgere in questa progettualità. Quindi l'augurio è di un buon lavoro per la giornata odierna, per l'iniziativa odierna, e un grande ringraziamento per l'occasione che ci è stata data.
Grazie Francesco per l'intervento e grazie per aver già accennato almeno parzialmente circa che cos'è Filiera Futura. Ora tocca a me presentare rapidissimamente che cos'è a mia volta Filiera Futura in maniera un pelo più approfondita e in cosa consiste, o meglio è consistito il progetto SMAC. Di nuovo Vincenzo Laforgia, collaboratore di Filiera Futura, precedente project manager del progetto SMAC Cuneese. Ecco perché mi hanno chiesto di intervenire oggi. Quindi Filiera Futura nasce a maggio 2020 con 16 associati, siamo nel 2023, siamo arrivati a 25 associati. I soci sono fondazioni di origine bancaria presenti un po' lungo tutto lo stivale, atenei, e quindi nello specifico 3 atenei che sono l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'Università di Udine, il Politecnico di Torino, e 2 associazioni di categoria a livello nazionale, Coldiretti e Confartigianato. Dal 2020 a oggi diverse progettualità sono state portate avanti, pensiamo al primo Atlante delle filiere che voleva un po' fotografare quello che era lo stato dell'arte di filiere specifiche sui territori degli associati, con un budget tutto sommato contenuto, come prima attività erogativa che in qualche modo c'è stata da parte di Filiera Futura e dei propri associati, per arrivare a oggi con appunto questa quantità di erogazioni quasi decuplicata nel giro di 3 anni. Poco tempo, direi buoni risultati, progettualità di vario tipo. Il progetto SMAC è una di queste, ce ne sono altre chiaramente in vita, in essere, e altre partiranno col prossimo anno. Per approfondire, non è questa la sede, andate sul nostro sito filierafutura.it e seguiteci sulla pagina LinkedIn per rimanere aggiornati su tutto. Parlando invece del progetto SMAC, è già stato accennato un acronimo, anzi una parola strana, un acronimo che vuol dire strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità. Filiera Futura ha lo scopo di modellizzare progetti. È stata fatta una call interna fra gli associati, fra i vari progetti pervenuti c'è stato il progetto SMAC. Filiera Futura lo ha preso, lo ha modellizzato, lo ha proposto ai propri associati. Ogni associato, in base alle esigenze del proprio territorio, ha individuato filiere specifiche e lo ha a sua volta riproposto. Oggi viene lanciato il progetto SMAC Veneto e insomma siamo molto contenti di essere qua. Io, Andrea Alfieri, segretario dell'associazione, vi ringraziamo per l'invito a nome di Filiera Futura. Cos'altro dire? Ad ora i progetti SMAC, il primo è stato lanciato in provincia di Cuneo da Fondazione CRC, dopodiché altri 3 progetti in Filiera Futura, grazie a Filiera Futura, sono partiti sulla provincia di Ancona, e dopo sentiremo delle testimonianze al riguardo, sulla provincia di Lucca e sulla provincia di Perugia. Abbiamo detto strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità. I filoni specifici sono appunto comunicazione e marketing, valorizzazione del proprio territorio ma soprattutto dei propri prodotti, creazione della community e creazione di figure specializzate come il project manager o la project manager e i digital ambassador o le digital ambassador. Direi che questo è al momento ciò che è stato il progetto SMAC in Italia. Con oggi parte SMAC Veneto su una filiera specifica, quella dei piccoli frutti. A partire da, speriamo già gennaio 2024, ci saranno altri progetti SMAC. Ad ora stiamo parlando, ma è già praticamente tutto definito, con la Fondazione De Mari Savona per un progetto specifico sulla filiera dell'olio. Stiamo parlando con Fondazione Cariplo, che non è ancora, spoiler, un associato, ma potrebbe diventarlo, per quel che riguarda la valorizzazione di un prodotto molto specifico che si chiama Olminadur, un formaggio stagionato in miniere, e aspettiamo chissà se riusciamo a lanciare una seconda edizione sulla provincia di Cuneo, in collaborazione con la Camera di Commercio locale. Io penso di aver detto già molto. Qui presente abbiamo la project manager del progetto SMAC Veneto, Giulia Campagnolo, e il coordinatore scientifico che fa spallucce, ma è il ruolo che ti è stato affibbiato, il professor Sambo, che invito a salire e a cui cedo la parola. Facciamo un applauso di incoraggiamento.
Buonasera a tutte e a tutti. Devo dire che come al solito io a casa studio, preparo, poi chi mi precede, come dire, mi brucia qualunque cosa voglia dire, a testimonianza delle competenze e conoscenze. Quindi il mio discorso lo metto da parte e vedo se riesco ad aggiungere qualcosa. Devo anche confessarvi che mi tremano un po' le gambe, perché se 10 anni fa mi avessero detto vai a fare un intervento preceduto da 3 presidenti di fondazioni, di cui 2 ex rettori, insomma non è proprio una cosa che ti mette a tuo agio. Detto questo, io avevo preparato, forse, lo fate voi? Eccomi qua. Vediamo. Vabbè, ve la racconto. Gli obiettivi, eccola qui, è arrivato. Questi ho usato i testi ufficiali di Filiera Futura perché quello è l'argomento, quindi di base miriamo a creare opportunità e diciamo creare maggiore sostenibilità delle aziende nell'ambiente, nei territori che sono interessati. Quando dico sostenibilità intendo ambientale, la diamo per scontata, sociale, economica, creando nuove opportunità. E qui è già nato il primo problema, perché oggi è il lancio ufficiale del progetto, ma abbiamo cominciato a parlarne credo un anno fa. Esiste Filiera Futura, cerchiamo di avviare una discussione, poi abbiamo analizzato il bellissimo documento fornito da Univerona con l'analisi di tutte le filiere del Veneto, e devo dire parlare di prodotti di qualità e filiere nel rispetto di tutti i territori italiani, ce la giochiamo bene, basti pensare alla lista di prodotti a marchio IGP, DOP. Non entro nell'Atlante dei prodotti tipici del Veneto, che lista 379 prodotti diversi, non riesco neanche a immaginarmeli, per cui la scelta è stata dura. L'altra decisione fondamentale che è stata presa nell'approccio, nella costruzione, nella messa a terra, come è stato detto, del progetto, è di ampliarlo leggermente. Voi vedete, inizia come progetto di strumenti di comunicazione digitale. La scelta però di una specifica filiera ci ha fatto aggiungere a questo tipo di formazione, di approccio, anche qualcosa legato alla produzione, alla parte tecnica di produzione, perché se fossimo andati sui vini, su un cereale, c'è poco da trasmettere alle aziende. Tutti gli attori sul territorio sono specializzati e particolarmente attrezzati per quel tipo di attività. La scelta della filiera piccoli frutti ci ha condizionato poi nella costruzione dello sviluppo. Gli ambienti le zone, gli ambiti territoriali sono stati già citati, sono quelli essenzialmente di competenza delle 2 fondazioni. Non serve, ve lo ripeto, il progetto SMAC Veneto è finanziato dalle 2 fondazioni Cari Verona e Cariparo, quindi Padova, Rovigo, e gli ambiti territoriali di Fondazione Cari Verona sono stati identificati, perché mi pare che poi Cari Verona si allarghi oltre, però ci siamo limitati alle 3 province venete di Verona, Vicenza e Belluno. Siamo partiti da qui, abbiamo 5 ambiti territoriali e cercavamo un qualcosa che potesse andare bene attualmente, ma anche in prospettiva, in tutti questi ambiti territoriali. Chi mastica un po' di agricoltura sa che le piante hanno bisogno di determinate caratteristiche in termini di clima, terreno, questo e quell'altro, quindi non è gran facile scegliere un qualcosa che vada bene in 5 ambiti, compreso Belluno, che è la provincia meno vocata dal punto di vista agricolo che c'è in Veneto, e quindi ci siamo indirizzati verso i piccoli frutti, una sorta di
illuminazione, avevamo il vino, avevamo l'asparago, avevamo le pere, ne avevamo 100.000 a disposizione. I piccoli frutti, apro e chiudo parentesi, invito il Presidente Mazzucco, avremo le prove pratiche, la invito già da ora ad assaggiarle, a visitarle, dopo quando è lì raccoglie e assaggia si fa. Dicevo, la filiera dei piccoli frutti, perché? Perché ha delle peculiarità, delle caratteristiche particolari che ben si adattano a questo tipo di prodotto. Innanzitutto è una filiera ad alta redditività. È inutile, non ci è sembrato giusto investire risorse nello spingere una filiera che però poi non fosse in grado di dare una soddisfazione anche economica, perché stiamo parlando di aziende agricole, non di orti familiari hobbistici. Se uno lavora deve avere anche un ritorno economico. Ad alta redditività perché in questo momento c'è un'enorme domanda di prodotto e c'è scarsissima offerta, o offerta molto inferiore a quella che è la domanda, quindi le opportunità di mercato ci sono. È una filiera anomala perché non è un unico prodotto, eravamo partiti con frutti rossi, poi il mirtillo e la mora, proprio rossi non sono, abbiamo adottato la dicitura ufficiale da orticoltura, da agronomia piccoli frutti, e già questo è anche un segno di, come dire, libertà e flessibilità del progetto. Uno può decidere, trovare, avere esperienza sulla fragola. Il mirtillo, secondo me, è forse il frutto del futuro per le caratteristiche nutrizionali, per la lunghezza del ciclo colturale, quindi della produttività, per il fatto che ben si inserisce in altre filiere. Vi faccio un esempio velocissimo: chi produce fragola ricerca disperatamente personale per la raccolta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, dopodiché licenzia tutti e l'anno dopo va di nuovo in caccia di nuovo personale. Se io riesco a inserire in questa tipologia di azienda anche il mirtillo, io sono a posto con la manodopera, perché ce l'ho da gennaio fino a novembre. Gli faccio fare un mese di ferie e sono pronto a ricominciare, quindi anche questo è un aspetto di flessibilità. È una produzione dove piccoli frutti non vi servono 10.000 ettari per essere un'azienda redditizia. Uno che fa mais, anche se fa il bianco perla, che è il mais storico del Veneto, se non hai almeno 5-6 ettari, fai 4 piante. Gran parte dei produttori di Cooperativa Sant'Orsola, che è uno dei principali produttori del più trentino che veronese, ma insomma sbordano, hanno aziende di 2-3.000 metri quadri. Quindi piccole aziende che possono, grazie a bassi costi di investimento, restare sul mercato. Ovviamente chi ha 2.000 metri quadri può operare da solo, il marketing digitale lo aiuta a vendere in azienda, online, via dicendo, ma l'altro scopo di Filiera Futura è creare community che non è solo ci parliamo perché abbiamo fatto un corso insieme, ma potrebbe essere anche mettiamo online la qualità dei nostri prodotti e quindi io faccio 10 kg, tu ne fai 10 kg, ecco che, faccio numeri a caso, riusciamo a fare strategia ad aumentare. È una coltura che si fa anche in vaso. I piccoli frutti si coltivano essenzialmente in vaso o uso il termine tecnico, fuori suolo, il che vuol dire che possiamo intervenire dal punto di vista digitale, e qui vi dico che SMAC Veneto è un po' oltre il marketing digitale. Io posso usare strumentazioni digitali anche dal punto di vista delle tecniche colturali. Strumentazioni digitali, digitalizzazione della produzione significa sostenibilità a 360 gradi, perché significa maggiore efficienza dei fattori produttivi, minore inquinamento, maggiore redditività e bla bla bla. Piccoli frutti si adattano a climi diversi.
Cioè voi provate a immaginarvi l'estate scorso cosa ha fatto a Padova, a Rovigo o a Belluno. Siamo 100 chilometri di raggio, ma 3 climi completamente diversi. Io posso lavorare con varietà diverse, tipologia di piccoli frutti diversi, ma anche semplicemente con periodi culturali diversi. Dove fa più freddo in montagna parto un po' dopo, in modo da avere temperatura sufficiente, dove fa più caldo parto in un momento diverso. Quindi detto questo, forse viene abbastanza, come dire, semplice capire poi a che aziende ci rivolgiamo, che formazione vogliamo fare e via dicendo. Ovviamente i 2 capisaldi del progetto SMAC non è sicuramente l'università, ma sono le aziende e i digital ambassador. Quindi SMAC, oltre a formare aziende e digital ambassador, li vuole mettere in contatto e in community. Presidente Cappello prima ha parlato anche creare nuove professionalità. Io ne avevo sentite tante, ma digital ambassador in azienda agricola ho cominciato a sentirne parlare quando ho letto i documenti di filiera futura. Le aziende, noi abbiamo sono appena state aperte le call per le aziende e per i digital ambassador. Vi riporto l'incipit della call, per cui aziende si chiede un impegno di 24 mesi, disponibilità di tempo e personale da dedicare al progetto, interesse alla trasformazione digitale, spiccata propensione all'innovazione e attenzione alla sostenibilità. Come notate, non abbiamo volutamente mettere limiti né di età, né di dimensione, né di ordinamento culturale. Ci interessa la motivazione, la voglia di qualcuno che o si metta in gioco o che voglia cambiare o che voglia modificare, purché sia legato, sia vincolato a criteri di sostenibilità. Ovviamente è quasi banale scriverlo, ma fa sempre bene sottolinearlo, dovremmo darlo per scontato, e alla trasformazione digitale, che, ripeto, in questo caso è marketing, strategia di commercializzazione, ma anche di coltivazione, ma anche di approccio all'attività. Se le aziende mi ascoltano, vedranno questo, non spaventatevi, non vi sto parlando di strutture da milioni di euro, si fa digitalizzazione anche con 500 euro e si riesce a gestire al meglio una coltura, puntando sulla qualità. Le opportunità ovviamente sono implicite in quello che abbiamo detto. Le opportunità per le aziende sono di crescere dal punto di vista tecnico, agronomico e dal punto di vista digitale. Scusate, questa è l'ulteriore innovazione. Noi ci immaginiamo delle 25-30 aziende che siamo sicuri, sto bluffando, che vogliamo raggiungere e coinvolgere nel progetto, che ci sia chi già produce qualcosa e voglia migliorare le sue capacità, le sue competenze, ma che ci sia anche qualche curioso innovatore che delle filiere piccoli frutti li abbia solo mangiati e dica: ma c'è un'opportunità, perché non proviamo? Questo ci porta anche a una formazione che sarà di 2 livelli, diciamo avanzata. È inutile raccontare a delle aziende che già producono qualcosa: guarda, si coltiva così. Questo ci guarda e dice: vabbè, grazie, sono 10 anni che lo faccio. Quindi l'idea nostra è selezionare le aziende e poi cercare di intervenire su 2 livelli, quindi una formazione più avanzata e una formazione base, che poi potrà trasformarsi anche in formazione avanzata. I digital ambassador, parimenti, abbiamo una definizione di digital ambassador anche qui molto generica. Ci vogliono persone interessate, volonterose, adesso arriverà, ma insomma, tanto ve la racconto. Ovviamente abbiamo chiesto una competenza in ambito digitale e social media, e devo dire qui ci si è aperto un mondo, perché a chi andiamo a offrire questa possibilità, a chi lo diciamo? Io ho scoperto
un corso di studi in comunicazione digitale all'Università di Padova, c'è un ITS, so che Verona fa altre attività, per cui ci stiamo attivando per divulgare ulteriormente l'informazione. Queste due figure saranno quelle che poi insieme permettono la creazione della community filiera futura o community filiera piccoli frutti, che adesso io non so se mi allargo, i responsabili vediamo cosa mi diranno. Allargati Paolo, allargati. Dovrebbero anche aiutarci a termine progetto di estendere l'esperienza fatta. Noi pianifichiamo di fare una formazione che sia mista, blended, come si usa molto in maniera furba oggi, perché blended significa formazione online, formazione in presenza, semplicemente per il fatto da Belluno a Rovigo la vedo difficile metterli insieme tutti quanti per 100-200 ore di lezione. Allora una parte di formazione, quella che può essere fatta, passatemi il termine, più teorica, online, magari tailorizzata, definita per gruppi di aziende, della formazione in presenza nei 5 areali, le 5-6 aziende di Belluno, una sera, 2 sere in presenza, lo stesso per gli altri. So che project manager mi guarda male perché dovrà partecipare a tutti questi, come dire, itinerari, e poi per forza di cose una formazione comune a tutte le aziende, in parte all'Università di Padova, dove partiremo anche con sperimentazione e coltivazioni dimostrative di piccoli frutti, al fine poi di poter tirare le somme e formare l'azienda sulla base delle proprie disponibilità. A questo proposito io ho riportato 100 ore di formazione suddivise in 25 moduli di 4 ore. Questa riga è stata oggetto di accanita discussione, perché noi ci abbiamo lavorato, abbiamo una bozza di formazione, ma da un lato avevamo paura che mettere 300 ore di formazione, uno che ha un'azienda agricola dice ma io neanche morto 300 ore di formazione. D'altra parte chi non ha attività agricole dice solo 200 ore di formazione. Allora indicativamente abbiamo messo un numero 100 che probabilmente sarà più alto, spalmato nei 2 anni a moduli di 4 ore, in modo che il modulo possa essere, se volete, un modulo stand alone, tipo seminario. Ti do una serie di informazioni sulle quali poi casomai andiamo a lavorare. Sarà una formazione che verrà e deve essere concordata con le aziende. Noi adesso abbiamo il nostro piano formativo, ma quando avremo le aziende la prima cosa sarà incontrarle, parlare con loro e chiedere di cosa hanno bisogno, di cosa gli interessa, poi medieremo e cercheremo di fare. Tendenzialmente quello che abbiamo immaginato è un blocco di formazione in ambito agronomico e produttivo, quello che vi dicevo prima, uno che si avvicina ai piccoli frutti, devo anche dirgli cosa sono, come funzionano, come si coltivano, un blocco di ambito economico e legislativo, se parliamo di marketing, di pubblicizzazione, di parametri qualitativi, questo ci stiamo immaginando. L'ambito tecnico digitale, che non è solo come fare un sito web, ma per esempio come utilizzare il GIS per georeferenziare le tue aziende, quindi anche tecnologia legata al sistema produttivo. È un ambito, scusatemi, io sono un orticoltore di base, lo dico sempre, l'ho definito come ambito sociale e culturale, perché ci stiamo immaginando, se tu vuoi fare alla base del marketing, c'è la psicologia del consumatore, del produttore, per cui è un blocco di formazione che faccia riferimento a tutte queste ambiti che, scusate la pochezza mia, non sono riuscito a inserire in ambito tecnico, ambito economico e in ambito agronomico. Questa
in soldoni quello che ci immaginiamo di fare. Siamo partiti, 4 aziende credo già iscritte, 2 potenziali digital manager. Abbiamo appena cominciato a lavorare, però abbiamo aspettato questo giorno per poi andare a contattare tutti i nostri riferimenti di associazioni di categoria e divulgare quanto abbiamo detto oggi. Poi ci aspettano 2 anni di una bella corsa. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille a te Paolo. Sono state dette diverse cose, quindi mi ricollego, mi riaggancio a quanto il professor Sambo ha appena esposto. C'è questo tema della flessibilità che vuole essere anche un po' un caposaldo, come che ha citato prima Paolo, per quel che riguarda filiera futura, nel senso che i progetti modellizzati sono modellizzati proprio perché ogni territorio ha le proprie caratteristiche specifiche, le proprie peculiarità. E a tal proposito siamo contenti di vedere come fra Cariparo e Cariverona siano state fatte delle riflessioni molto soggettive, molto declinate sul vostro patrimonio culturale, tradizionale, territoriale. Al tempo stesso i capisaldi che tu hai citato prima sono stati appunto i Digital Ambassador e le aziende. Non a caso mi lanci l'assist per presentare, quindi invitare a salire sul palco Emanuele e Manfredi, per i quali vi chiedo di fare un forte applauso. Grazie mille. Non li ho presentati né come aziende né come Digital Ambassador perché si presenteranno loro. E quindi non ho detto i loro cognomi, mi siedo pure io, non ho detto i loro cognomi appositamente, direi che rapidamente potete introdurvi alla nostra platea. Salve a tutti, buonasera, grazie a SMAC Veneto, a Filiera Futura e alle fondazioni Cariparo e Cariverona per l'invito. Io sono Manfredi Mangano, sono uno dei 3 Digital Ambassador del progetto SMAC in provincia di Ancona. Sono un consulente, io mi occupo di marketing digitale, di comunicazione e ormai da un annetto abbondante insomma stiamo lavorando sul territorio della nostra provincia per quanto riguarda sostenere un numero di imprese che spaziano tra diversi settori, sono accomunate da una dimensione piccola, la più grande fattura 1.200.000 euro, la più piccola ne fattura 7.000, quindi un range di imprese tra il micro e la piccola che spaziano tra vari settori, dall'olio alle colture pregiate come lo zafferano, passando per i cereali. Ad accomunarle c'è appunto in tutte un po' il potenziale di fare un piccolo salto di qualità organizzativa che è stato visto insomma dalle fondazioni. Abbiamo partecipato poi anche alla fase di selezione di queste aziende, le abbiamo conosciute per capire se ci fosse un buon prodotto con un buon valore aggiunto e anche una propensione al cambiamento o anche una disponibilità al cambiamento. E ecco, siamo alle battute finali perché insomma concluderemo l'attività attorno al mese di dicembre con alcuni poi addentellati successivi. Ecco, è stato un percorso, dimmi tu quanto posso dire adesso, quanto devo spoilerare dopo, continuo a spaziare. No, è stato un percorso molto interessante dal punto di vista anche di processo, perché l'abbiamo modellizzato strada facendo assieme all'Università Politecnica delle Marche, il nostro partner formativo. Abbiamo cercato di sperimentare modalità organizzative che fossero il più possibile appunto tagliate alle esigenze delle imprese. Questo l'abbiamo visto sia nella fase di formazione, in cui abbiamo cercato comunque di affiancare le imprese, intervistarle, capire i loro punti di forza, debolezze, le richieste e i bisogni, poi nelle 2 fasi successive, quella di project work e poi quella di consulenza. Quindi strada facendo insomma abbiamo lavorato per cercare di adattare il più possibile il progetto alle esigenze delle aziende e anche poi per fare lavorare insieme, confrontare e confrontarsi anche con altre esperienze. Emanuele è uno dei nostri partecipanti, adesso è una delle aziende che fanno parte di SMAC, insomma gli passo la palla per presentarsi, per raccontarsi in questo percorso. Ok, buonasera a tutti, io vi ringrazio tutti quanti di aver accettato la mia presenza comunque qua. Sono Befanucci Emanuele, sono il titolare dell'azienda agricola Befanucci, omonima, e un anno fa effettivamente abbiamo iniziato questo percorso facendo parte di questo gruppo SMAC che la nostra azienda ha voluto
principalmente perché partecipare? Perché la mia era un'azienda principalmente ceralicola, ho 100 ettari di terreno a seminativo, ma anni fa abbiamo iniziato la coltivazione e la produzione di altre produzioni, tipo quella produzione dell'olio, la produzione dello zafferano, dei legumi e altri prodotti che abbiamo aggiunto quest'anno. Però come dico sempre, noi siamo grandissimi produttori, sappiamo fare tanti bei prodotti, ma poi quello che ci manca magari è proprio la commercializzazione di questi prodotti. Questo progetto l'abbiamo voluto intraprendere dall'inizio perché pensavamo che dava un po' una svolta alla nostra azienda. Siamo quotidianamente sul campo, siamo quotidianamente sul terreno a lavorare, ma ci relazioniamo poco o in maniera sbagliata al pubblico che chiede i nostri prodotti. E quindi questa era una nostra necessità. E in questo anno è stato fatto un lavoro grandissimo con questo gruppo, dove io ho sempre detto all'inizio, se chi intraprende questo progetto ha bisogno di costanza e continuità. Questo anno è stato un anno impegnativo, perché abbiamo dedicato, non solo io, ma un mio collaboratore ha dedicato tantissime ore per questo progetto, però ne è valsa veramente la pena. Poco fa stiamo creando un evento adesso per fine prossima settimana in 10 minuti, giusto per mettere giù una slide, per mettere giù un volantino, cosa che prima magari non facevamo. Abbiamo iniziato a scrivere in maniera diversa sui social, abbiamo postato foto in maniera diversa, in orari diversi, anche questo è importante, e intraprendere quello che è la commercializzazione dal punto di vista mediatico. Quindi per noi è stato un qualcosa importante, perché come ho detto prima non facciamo solamente cereali ma facciamo la vendita, e per avere un'azienda che alla fine anno fa reddito, come si è detto prima, imprenditori hanno bisogno di lavorare ma portare a casa il reddito, e noi è quello che stiamo cercando di fare. Quindi io penso e spero di portare la mia conoscenza per dare frutto, più che altro per dare la possibilità a altre aziende di approcciare a questo progetto di piccoli frutti, che per me è bello, perché quando facevo il tecnico in un'organizzazione sindacale ho fatto tanti piani di sviluppo rurali dove molte aziende facevano i piccoli frutti, però un conto è farlo e un conto è poi commercializzare. Qua mi sembra aver capito che c'è anche, oltre alla produzione, c'è anche oltre. Quindi per me, cioè nel senso, per le aziende che approccerà questo progetto, secondo me è veramente valido. Le ore sono tante, però secondo me ne vale veramente la pena, perché come azienda agricola posso portare la mia testimonianza, che lavorare sì, però avere un momento di cui ti fermi e lavorare per la progettualità futura è ancora più importante, perché a volte bisogna vedere dove si vuole arrivare, perché il lavoro quotidiano è il 70%, il 70% del nostro lavoro. Però l'altro 30% dobbiamo lavorare per quello dove vogliamo arrivare. Se noi abbiamo un progetto futuro di dire io voglio arrivare fino al punto di creare tot prodotti e poterli vendere e dare alla mia famiglia la possibilità economica di stare su questo territorio, ma non darlo solamente a me, ma darlo anche ai miei figli, per me diventa un progetto valido, con gli attributi giusti. Bravi, applaudite, perché insomma se lo meritano. Vi siete presentati, ne approfitto per condividere con la platea che insomma il progetto SMAC Ancona è stato un progetto condiviso da 3 fondazioni di origine bancaria diverse, ed è giusto citarle. Queste fondazioni potevano scegliere di dedicarsi al verdicchio dei Castelli di Jesi, per quel che riguarda la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, potevano scegliere di dedicarsi al salame di Fabriano per quel che riguarda la fondazione di Fabriano Cupramontana, e Verona poteva farsi i fatti suoi, permettetemi, e lasciare alle Marche di sviluppare i prodotti per conto proprio. Invece no, e invece queste 3 fondazioni hanno deciso di collaborare e creare un progetto multifiliera dove sono state coinvolte tante realtà molto diverse fra di loro. Sulla diversità
della community ci arriviamo fra un attimo. Prima volevo chiedervi, come Digital Ambassador, come azienda partecipante, in maniera più specifica, anche con esempi molto pratici, invece, che cosa ha significato per voi il progetto SMAC? Cosa vi portate a casa professionalmente? Alcuni esempi Emanuele ce li ha già fatti, dal volantino allo scrivere in un certo modo, al postare in certi orari o in certi giorni. Se dovessimo pensare ad altri esempi, a altre capacità, sia hard skills sia soft skills sviluppate, cosa vi viene in mente? Ma a me viene in mente questo sicuramente me lo porto a casa io come consulente e se lo portano a casa anche le aziende con cui abbiamo collaborato. Questo tipo di progettualità richiede di progettare meglio i propri processi, di saper organizzare i propri processi in modo da dare il giusto spazio all'attività di marketing, all'attività commerciale, all'attività di produzione, all'attività di amministrazione. E più l'azienda è piccola, chiaramente più è difficile bilanciare tutti questi lati e più è difficile ottimizzare il proprio tempo, più è difficile ritagliarsi quel tempo che può sembrare superfluo, ma che invece magari può essere gestito e strategicamente organizzato per ottenere lo stesso risultato senza eccessivi sforzi in più. Inoltre, come diceva Emanuele, comunque l'attività di impresa sta a tutto tondo, non si ferma la produzione, va nella commercializzazione, va negli aspetti appunto amministrativi, legali, burocratici, bandi, insomma, quello dell'agricoltura, gli agricoltori me lo insegnano, è un mondo molto complicato e molto articolato, con tante sfaccettature. È stato estremamente interessante e stimolante vedere come con tutte queste aziende abbiamo lavorato per inserire il digitale, il commerciale, il marketing nei loro processi quotidiani, cioè trasformarlo da retropensiero, magari, da cosa da guardare così nello specchietto retrovisore a cui dedicare del tempo episodico, a un processo che può essere organizzato nel tempo senza andare a sballare qualunque altro ritmo aziendale. Questo l'abbiamo visto e apprezzato con i partecipanti che sono riusciti, insomma, a inserire organicamente l'attività di marketing nei loro processi. Anche per noi chiaramente comunque è stata una sfida anche quella di coordinare queste aziende molto fortunatamente abbastanza vicine tra loro geograficamente, insomma operiamo su una scala molto più ristretta di quella del Veneto in termini proprio di puri chilometri, molte poi erano clusterizzate vicine, quindi anche da questo punto di vista ha un po' ridotto la sfida, però riuscire a coordinare gli impegni, ma anche appunto le semine, l'aratura, la vendemmia di tutta questa serie di aziende diverse in una serie di azioni che potessero permettergli di avere strategie, incontri periodici, arrivare pronti agli appuntamenti commerciali, quindi stare sul pezzo, stare sul mercato è stata una sfida appassionante e interessante. Ovviamente poi ci portiamo a casa anche la conoscenza e un approfondimento di quelle che possono essere le opportunità digitali per un settore, questo ce lo portiamo a casa noi, ma anche le aziende, insomma ci sono aziende che hanno fatto veramente, sono passate da avere un presidio di esistenza o la pagina perché ce l'hanno tutti, a pianificare in autonomia i propri calendari editoriali, a fare pubblicità in autonomia, a fare richiamo e fidelizzazione dei clienti in autonomia, anche a lanciare nuovi prodotti in autonomia, ma anche a imparare l'importanza del controllo di gestione, a revisionare i prezzi, a capire quanto il loro lavoro, le loro materie prime, il tempo che dedicano a una cosa deve essere prezzato. Quindi per molte imprese che hanno partecipato, alcune magari hanno fatto dei cambiamenti incrementali, ma per molte abbiamo visto dei cambiamenti sostanziali, anche proprio nel modo in cui organizzano i loro prodotti, i processi, i prezzi e la loro commercializzazione. Potrei dire due argomenti in cui con il progetto SMAC abbiamo lavorato, perché il progetto SMAC non è stato solamente il progetto con cui abbiamo parlato e comunicato e imparato in una sala, ma la bellezza del progetto SMAC è il fatto che sono venuti anche in azienda per un periodo, poi un attimo perché anche con il lavoro estivo ci siamo un po' visti diciamo tramite computer, non più personalmente, però posso dire che periodicamente, settimanalmente ci siamo visti per vedere cosa l'azienda aveva bisogno. Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di come aggrappare un po', come poter captare i turisti che vengono nel nostro territorio. Questa è stata una cosa che noi abbiamo cercato perché volevamo ampliare la platea del consumatore. Quindi, visto che dove abitiamo noi, dove è la nostra azienda, è a Iesi e siamo a 30 km dal Conero, volevamo prendere un po' quei turisti che venivano nelle Marche. E da lì ci siamo messi seduti a vedere un po'
tramite la Camera di Commercio, tra vari programmi dove ti dicevano in vari hotel quali sono i paesi che frequentavano le nostre zone. Quindi mettersi seduti e capire qual era il target di persona che volevamo prendere e portare nella nostra azienda. Quello è stato un lavoro che abbiamo fatto e abbiamo iniziato a contattare queste tra hotel, B&B, centri turistici, per poter far arrivare nella nostra azienda e fargli conoscere la nostra azienda e i nostri prodotti ai turisti. Questo è stato uno dei progetti che abbiamo voluto intraprendere. Questo progetto lo amplieremo poi per l'anno prossimo, perché tanto la parte estiva si è conclusa, ma era quello che la nostra azienda credeva. Un'altra cosa che invece abbiamo fatto sull'ultimo incontro che ha fatto SMAC è stato quello di aprire, diciamo, una finestra verso l'estero, e quindi abbiamo fatto un incontro importante con le varie camere di commercio, Germania, Olanda e Spagna, e abbiamo parlato un po' di come poter portare i nostri prodotti insieme alle aziende agricole presenti al progetto SMAC, di portare i nostri prodotti all'estero, perché il nostro consumatore italiano c'è, però ci sono tanti consumatori esteri che vogliono il nostro prodotto, e noi, per allargare la nostra cerchia dei consumatori, abbiamo detto a SMAC di fare un po' da filtro, perché personalmente un'azienda come la mia non può trovare un buyer, oppure qualsiasi buyer che può trovare all'estero potrebbe essere una persona sbagliata, oppure potremmo andare un po' fuori fase. Il fatto che SMAC ci potrebbe fare un po' da filtro insieme alle Camere di Commercio era un'idea importante, e questo abbiamo aperto una finestra all'ultimo incontro dove le aziende agricole possono iniziare un processo e capire in quale territorio vorrebbero andare a commercializzare i propri prodotti. Queste sono due idee che mi sono venute adesso in mente di quello che abbiamo fatto. Ok. No, infatti Vincenzo citavi, no, l'importanza sia della community che del lato pratico. Un'altra cosa infatti che abbiamo cercato di fare è stata quella di fare rete anche attorno al progetto SMAC e far lavorare poi i partecipanti in maniera concreta e anche insieme. Ovviamente ogni azienda aveva il suo percorso consulenziale individuale, quindi con ciascuno ci sedevamo al tavolo per sviluppare azioni mirate, ma abbiamo anche cercato di favorire dei momenti in cui potessero, per esempio, scambiare esperienze tra loro e con aziende, quindi abbiamo fatto dei momenti di incontro e di networking tra loro e con aziende esterne per spiegargli le loro strategie, come si erano mosse, che cosa avevano realizzato, quale strada avevano seguito. Abbiamo fatto lavorare insieme su applicazioni pratiche di quello che stavano imparando in aula. Li abbiamo riuniti in giornate, ok, abbiamo parlato di fidelizzazione, di ricontatto del cliente, settiamo insieme WhatsApp Business. Chi ha il proprio prodotto lo inserisca al catalogo. Abbiamo lavorato per aiutarli a, per esempio, renderli autonomi per gestire la propria comunicazione visiva. Abbiamo lavorato usando Canva, uno strumento molto semplice, abbiamo insegnato come fare una brochure, impostare un volantino, quant'altro, lavorando insieme a loro. Abbiamo poi appunto anche cercato di costruire relazioni con soggetti esterni, quindi siamo reduci appena fresco lo scorso 24 novembre da un evento che è stato organizzato assieme alla Camera di Commercio delle Marche e alle Camere di Commercio italiane all'estero, oltre al per il commercio estero, con cui sono stati presentati dei progetti, delle iniziative, delle opportunità, e sono state anche presentati insomma degli interlocutori con cui andare a costruire. C'erano diverse aziende che avevano l'esigenza di approcciarsi al settore dell'export, quindi abbiamo cercato di metterle in contatto e poi fare anche un momento in cui scambiarsi contatti, iniziative e avviare eventuali progetti. Quindi ecco, il valore proprio di fare le cose concretamente, no? Al di là del momento d'aula, poi il momento d'aula è riportarlo nella vita quotidiana dell'azienda e farci sopra qualcosa, insomma, svilupparlo, portarlo a casa, utilizzarlo, appunto, WhatsApp Business, richiamo i miei clienti, lancio un prodotto, incremento il carrello e così via. Grazie, perché queste parole mi lanciano l'assist appunto per passare dalla parte più micro, più personale, a quella invece più di community e quindi di gruppo. Una community che vuole essere non solo territoriale, ma se vogliamo anche nazionale. Quindi sicuramente Manfredi avrà i contatti delle Camere di Commercio italiane all'estero, e se vorrete Fondazione Cari Verona, Fondazione Cari Paro, li condividerà con voi. Ovviamente non è che ci siamo parlati prima, ma sono sicuro della sua disponibilità. A tal proposito, parliamo di community, di sviluppo di community, di contaminazione fra aziende, persone e relazioni. E quindi soprattutto su un progetto SMAC multifiliera che ha riguardato aziende, come avete detto, molto diverse fra di loro, come
come si è sviluppata la relazione fra Digital Ambassador aziende, fra Digital Ambassador, aziende e tutti gli stakeholder, i partner che hanno contribuito a realizzare questa progettualità sulla provincia di Ancona. Come ricordavi Vincenzo, la prima contaminazione, la prima community è quella che è stata costruita tra gli stakeholder, cioè comunque questo è un progetto che è stato portato avanti a 3 fondazioni, Fondazione Carigliesi, Fondazione Cari Verona, Fondazione Carifac, quindi 3 soggetti, ciascuno radicato, ciascuno che conosce il territorio, che si sono messi assieme per selezionare le imprese e anche per non solo agevolare poi la partenza del progetto, ma anche per seguirlo passo passo, quindi già questo è stato un primo momento di appunto contaminazione tra istanze, priorità, modi di lavorare che è stato molto importante. Molto importante è stato anche comunque il confronto proprio tra di noi, insomma noi come gruppo di lavoro siamo un gruppo omogeneo ma con diverse declinazioni da questo punto di vista, perché Giulia, nostra project manager, appunto, ha una formazione specifica in project management, io mi occupo di marketing e comunicazione, Valentina, che è un'altra Digital Ambassador, ha una formazione sulla grafica e sul design, Lolita, che è l'altra Digital Ambassador, si occupa di export e di economia, quindi insieme abbiamo costruito un team multidisciplinare con cui andare intanto a rispondere a vari tipi di esigenze dell'azienda. Team che poi ha potuto dialogare anche con il team della Politecnica. L'università comunque ci ha messo a disposizione una classe di docenti per la fase successiva, quella del project work. Alcuni di questi sono rimasti come tutor, quindi è stata un'interazione molto stretta tra noi e loro. Ogni gruppo d'azienda era seguito da un tutor e da noi, quindi raccoglievamo istanze, prendevamo appunti e note con cui sviluppare attività di consulenza. Diciamo, ogni attività di consulenza è stata preceduta da un progetto pilota che abbiamo sviluppato con ogni azienda. Qual è la tua priorità? Scegliamo una priorità, concentriamoci su questa per questi mesi, la sviluppiamo e da qui poi sviluppiamo il resto delle attività. Quindi c'è stata una prima fase, diciamo, di ambientamento da parte delle aziende dopo la formazione, con cui sperimentare un primo lancio di marketing, un beta testing in ambiente sicuro e poi da lì sviluppare piani più ambiziosi. Con le aziende siamo partiti fin da subito intervistandole, capendo un po', facendo il cosiddetto assessment, quindi capendo i loro bisogni, e poi abbiamo sviluppato queste 2 fasi, questa diciamo di prototipazione, di raccolta di esigenze, di costruzione di un primo progetto e poi il contatto quotidiano, insomma. Da questo punto di vista appunto abbiamo cercato anche di farle lavorare insieme, favorire l'incontro tra loro, vuoi con questi momenti seminariali, vuoi con degli eventi proprio in cui magari appunto incontrare uno speaker di nota oppure incontrare delle opportunità. Abbiamo fatto anche momenti per esempio presentazione dei bandi, quindi ecco è stato un lavoro molto intenso. Con ogni azienda abbiamo sviluppato incontri settimanali o bisettimanali, chiaramente magari tolto, non so, agosto, il momento proprio del delirio della vendemmia, stagione turistica, quello che è, però c'è stato un lavoro molto intenso e molto a contatto. Siamo stati quasi sempre in azienda per quanto possibile, quindi abbiamo partecipato a eventi di lancio. Molte aziende hanno proprio sfruttato il progetto SMAC per lanciare nuove iniziative. Sono stati lanciati un nuovo agriturismo, è stato lanciato il mercato della carne per un'azienda, è stato lanciato una linea di eventi e di incontri in un'altra realtà, quindi è stato anche un momento bello proprio perché vedevamo le cose che succedevano, insomma. Quindi da questo punto di vista poi è stato bello accompagnare le imprese in un momento così quasi prometeico, no? Scoppiavano cose nuove, si accendevano nuove opportunità. È stato, ecco, devo dire, molto stimolante. Abbiamo anche imparato molto, insomma, a parte imparare tecnicalità di quello che comporta il singolo mercato, la singola impresa. Abbiamo scoperto a fondo un mercato, un settore, delle realtà che nella nostra provincia sono tante, sono importanti e le abbiamo toccate viste da vicino. Ci stiamo anche confrontando con quello che significa per loro lavorare giorno per giorno. Allora, io premetto una cosa, premetto che le aziende agricole marchigiane sono ognuno per casa propria, quindi diciamo che non solo nelle Marche, ok. Quindi sapendo questo, il progetto è servito anche per noi un po' per comunicare tra di noi. L'ha detto prima, eravamo tante aziende diverse di diversa produzione, quindi chi fa olio, chi fa carne, chi fa formaggi, chi fa cereali, chi faceva miele, chi fa miele o altro. Ci siamo un po' diciamo uniti per capire un po' le varie esigenze delle nostre aziende. Posso dire che è rimasto tra di noi quella convivialità, perché anche con gli eventi fatti, anche l'evento a Perugia, l'evento a Fabriano, dove c'è stata un po' la presentazione delle nostre aziende, perché ci conoscevamo, però non abbastanza. Quando è stato fatto l'evento a Fabriano, dove ognuno ha dovuto portare un po' il racconto
della propria azienda, abbiamo scoperto delle cose nuove di qualche azienda che non sapevamo. Quindi lì c'è stata un po' di apertura tra di noi e quindi lì è nata anche delle relazioni ancora più, magari più vicine. È vero, non ci sentiamo quotidianamente tra aziende, però quando ci vediamo a questi eventi ci raccontiamo quello che facciamo. Ora lo vediamo anche tramite social, quello che fa un'azienda o che fa altro. Però vi posso dire che è stato utile per fare un passo avanti, perché come ho detto prima, anche il fatto di volere portare i nostri prodotti all'estero, se non siamo uniti, non siamo aziende che all'estero ci può andare singolarmente e quindi da soli non facciamo nulla. Anche se conosco bene delle aziende che fa gli stessi prodotti miei tipo olio, non è l'importanza che un'altra azienda fa olio e andiamo tutti e due l'olio, ci diamo fastidio l'uno con l'altro. No, non crediamo questo adesso. Magari lo credevamo prima, adesso non crediamo e se c'è la possibilità perché non farlo insieme. Ci comunichiamo i vari eventi che facciamo, quindi è nato quel rapporto dove cosa fai, cosa non fai, dove è sbagliato, dove si può migliorare. Dobbiamo crescere, cioè nel senso siamo abituati a lavorare poco sulla commercializzazione, sulla divulgazione, quindi se non ci diamo una mano a vicenda gli errori li facciamo, dobbiamo imparare sugli errori nostri ma anche sugli errori di altre aziende. Quindi secondo noi il progetto e la costanza che ci è stato dato dal progetto, dove questa costanza è stata data su tutto quest'anno perché è iniziato l'anno scorso, quindi è iniziato a settembre dell'anno scorso, quindi oggi parliamo già più di un anno di confronto, di incontri, secondo me è servito perché quello stare in contatto con persone che è di ruolo nel marketing è fondamentale, quello che magari pensavi che era una cosa ma lì non ci arriverò mai, magari è una cosa che non potrò fare perché non ho le capacità e piano piano invece si è fatto. E quindi per me, per le aziende, penso che sia una cosa virtuosa per il futuro. Poi infatti citavi anche l'evento nazionale, no? Quindi anche l'evento che abbiamo fatto a Perugia lo scorso settembre è stato un momento rilevante perché ci ha permesso proprio di scambiarci, di avere non soltanto il quadro di quello che stava avvenendo e di come la rete di SMAC si sta estendendo, ma poi è stato anche un momento molto pratico di cosa abbiamo fatto, come vi siete organizzati, come ha funzionato questo e anche questo insomma è un valore aggiunto ovviamente per chi arriva dopo, perché magari può prendere spunto, sa come ci siamo mossi prima, come è nato il progetto, come si è evoluto, prende appunti e progetta la sua edizione, ma anche per noi comunque confrontarci da questo punto di vista con le altre esperienze, prendere spunto da magari un'iniziativa, un contest, una modalità specifica che è stata adottata, è stato comunque ulteriormente utile anche per modellizzare gli ultimi mesi di lavoro, le ultime iniziative e poi magari per preparare appunto il terreno a successive iniziative, insomma. Quindi ecco, da questo punto di vista insomma c'è il senso del fatto di far parte di una rete di iniziative articolata, una rete di iniziative che ha un valore aggiunto importante e che ci può poi trasferire competenze e risultati, e anche da questo punto di vista poi banalmente si può anche spendere con le altre attori del territorio, appunto con le camere di commercio, con le associazioni di categoria, tutti i soggetti che sono chiamati poi, sono tanti alla fine i soggetti che sostengono le imprese di ogni settore per migliorare la loro competitività, quindi se c'è un soggetto che è in grado un po' di fare da collettore delle loro istanze di innovazione e rapportarsi con questi soggetti è un valore aggiunto per tutti. Applaudite. Grazie Emanuele, grazie Manfredi. Emanuele, hai detto insomma, che fra comuni, fra vicini di casa, soprattutto nel nostro territorio, c'erano queste persone in prima fila che dicevano, come dire, anche, ma tutto il mondo è paese, e soprattutto qualcuno ha parlato dell'Italia dei comuni. E quindi dall'Italia dei comuni noi col progetto SMAC cerchiamo di passare all'Italia delle regioni a una community nazionale, come citato, che stiamo provando piano piano a costruire a partire dall'evento di Perugia. L'obiettivo era finire alle 18, sono le 18:14, io direi che siamo perfetti in orario per l'aperitivo. Che dire, grazie a chi ci ha ospitato, grazie a chi ci ha testimoniato e raccontato cosa è stato e cosa sarà il progetto SMAC, grazie ai presenti e alle presenti che ci ha fatto piacere ospitare in Fondazione Cariparo. Buona serata a tutti, buona serata a tutte, mi raccomando seguiteci.
Grazie, arrivederci.